Adesso andiamo all'azienda ospedaliera di Padova per sentire com'è da questo punto di vista la positività soprattutto tra i dipendenti, quindi medici, infermieri, operatori sanitari. C'è stato lo scoppio di un vero e proprio cluster nel reparto di cardiologia che è stato costretto ad essere svuotato. Nel frattempo sono quasi 500 dall'inizio della seconda ondata i sanitari risultati positivi al Covid. Sono 450 i dipendenti dell'azienda ospedaliera di Padova che hanno contratto il coronavirus durante questa seconda ondata. Nello specifico 187 sono gli attualmente positivi, di cui 58 medici, 66 specializzanti, 172 infermieri, 83 persone tra OS e altro personale sanitario. I tamponi eseguiti finora sono quasi 750.000. In questo periodo circa 2.200 al giorno. Ciò non toglie che le cure continuino ad essere garantite, sia le urgenze che le prestazioni ambulatoriali e la diagnostica. Prova ne sia che durante questa seconda ondata sono stati effettuati 318 trapianti. Gli accessi giornalieri al pronto soccorso sono oltre 220 e i prelievi al San Massimo sono quotidianamente più di 400. L'azienda ospedaliera di Padova è in questo momento impegnata nell'assistenza di pazienti Covid al 12% e nella rianimazione per oltre il 40%. Penso che a breve dovremo inasprire le misure per l'accesso all'ospedale. In ospedale noi abbiamo qualche contagio, dopo vi diremo i numeri. Forse abbiamo troppe persone che girano in ospedale e dovremmo tornare a un rigore di comportamento. Ma il direttore generale raccomanda la massima attenzione, soprattutto in vista delle festività. Quest'anno forse dobbiamo pensare a un regime diverso. Dobbiamo pensare a un regime più tranquillo, a un regime più sicuro per tutti. Dobbiamo pensare che questi ammalati impegnano fortissimamente l'ospedale.